Il Ministero dell'Interno ha calcolato che, salvo altri sbarchi, Treviso entro fine anno dovrà accogliere 675 profughi, quasi 300 in più dei 408 attualmente ospitati nella Marca, un numero indipendente dunque da quanti, una volta raggiunta la provincia, deciderà di andare altrove. Un vertice, quello di questa mattina in prefettura a Venezia, che arriva a poche ore dalla più grande tragedia del Mediterraneo, costata la vita a oltre 700 persone. Il giorno del lutto era ieri, ha tirato dritto il governatore Luca Zaia, oggi è il giorno delle decisioni e noi abbiamo già detto che in Veneto non ci sono altri posti disponibili. Le caserme dismesse le abbiamo già bocciate noi qualche mese fa facendo certificare che sono dalle discariche a cielo aperto. Stamattina ho aggiunto che in Veneto noi non vogliamo neanche le tendopoli e che gli immigrati li mandino nelle altre regioni. Tramontano dunque le ipotesi caserme dismesse e tendopoli, ma il problema accoglienza rimane. 12 persone sono arrivate oggi in provincia, accolte da Donaldo Danieli a Paderno di Ponzano, ma cosa succederà in caso di nuovi arrivi e dove saranno accolti nuovi profughi? Se non c'è una volontà ben espressa da parte dei territori, continueremo a vedere i pullman che sono lì in attesa, ma poi gli ultimi 100 che sono arrivati a Treviso, 50 non si sa più dove siano. Un vertice disertato dal primo cittadino di Treviso non per polemica, ma per dire che i sindaci da soli non ce la possono fare a fermare questa emergenza. I numeri dimostrano che non è un comune da solo che risolve la questione e dobbiamo riprendere in mano a livello quantomeno regionale, ma secondo me, come ho detto prima, a livello nazionale ed europeo la questione, e anche per questi numeri è molto difficile.